Siamo riusciti a andare avanti fino a qui e vorremmo fare qualcosa di meglio ancora, soprattutto a livello di risultati, perché essendo un appassionato vorrei tornare in Europa. Ecco, questa è la mia ambizione, vista ormai la matura età. Europa, nonostante le 3 sconfitte di fila, è un'idea che non tramonta mai nella testa del patron Giampaolo Pozzo, premiato al Teatro Giovanni da Udine con una targa per l'eccellenza nella managerialità dello sport dalla Camera di Commercio. Un premio che rende orgogliosi. Li ringrazio per il generoso riconoscimento, prima di tutto. Poi, insomma, siamo arrivati qui dopo tanti anni, 40 anni subito, di calcio, più che altro per passione, e diciamo abbiamo applicato il criterio manageriale dell'azienda un po' nel calcio, che non è normale, ecco. Testa però sempre al campionato, alla stagione, a tornare appunto in quell'Europa che tanto piace, e per farlo c'è bisogno anche di un condottiero valido come Costa Runjaic. Anche lui appunto ha una mentalità internazionale, no? E quindi è adatto per questo tipo di esperienza che stiamo facendo. Adesso è cambiato un'altra volta, adesso diciamo così dobbiamo andare a cercare a livello mondiale tutti i giocatori migliori e cercare di portarli a Udine. Ecco. Quindi adesso stiamo sperimentando il nuovo criterio. In effetti nello spogliatoio parlano solo inglese, eravamo abituati a parlare friulano ai miei tempi. Il mondo cambia, bisogna adattarsi e adesso appunto stiamo sperimentando questo criterio e speriamo di essere, facendo una selezione a livello mondiale, si spera appunto di poter costruire una squadra competitiva per l'Europa.